Nel giorno in cui inizia il lungo esame sulla decadenza di Berlusconi da senatore da parte della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, anche in Veneto il PDL lancia l'appello per andare a firmare per i 12 referendum proposti dal Partito Radicale. 6 quesiti, infatti, riguardano la giustizia. Ben 2 chiedono l'applicazione della responsabilità civile dei magistrati. Il Paese è fortemente condizionato nella sua dimensione istituzionale, ma anche nella quotidiana dimensione economica e sociale da frequenti abusi di potere giudiziario che anche attraverso questi referendum possono finalmente essere superati per costruire il nostro futuro in condizioni di normalità. Gli altri 4 sulla giustizia chiedono la separazione delle carriere dei magistrati, che quelli fuori ruolo rientrino nelle proprie funzioni, l'abolizione dell'ergastolo e la limitazione dell'uso della custodia cautelare. Gli altri 6 sono invece legati alla società civile, l'abolizione della legge Bossi-Fini sull'immigrazione, il divorzio breve con l'eliminazione dei 3 anni di separazione obbligatoria, la libertà di scelta nell'8 per 1000, cioè che la quota di quanti non indicano la destinazione resti allo Stato e non venga divisa fra le confessioni religiose, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e l'eliminazione del carcere per fatti di lieve entità legati al consumo di droga. Chi vuole firmare deve fare presto, a tempo solo fino a domenica 15 settembre presso i tavoli organizzati in tutte le province venete e nei comuni.